Il mondo dell'agricoltura guarda al cielo con grande speranza, nonostante le previsioni parlino di un'assenza di precipitazioni almeno fino alla fine di marzo. L'auspicio è che aprile porti con sé anche le tanto attese piogge e che soprattutto non si tratti di bombe d'acqua che rischierebbero di aggravare la situazione. Se nei prossimi anni dunque dovremo fare i conti con cambiamenti climatici e lunghi periodi di siccità, è altrettanto vero che è necessario investire per far fronte a tutto questo, e una risposta in tal senso potrebbe arrivare dai fondi del PNRR, che prevedono importanti investimenti per il Veneto e la Marca Trevigiana. In quanto a invasi per contenere l'acqua e per cambiare i vecchi sistemi di irrigazione dove si spendeva troppa acqua, cioè se ne usava troppa e tanta andava dispersa. I vecchi sistemi a canaletta oggi devono assolutamente essere sostituiti con sistemi molto meno dispersivi. Bisogna continuare ad investire e so, aggiunge il senatore Vallardi, che l'Associazione Nazionale di Bonifica e i consorzi sul territorio stanno lavorando in questa direzione. E speriamo si riescano a spendere in tempo i soldi che arrivano dal PNRR, e anche questo non è assolutamente facile, però i progetti già ci sono e credo che se tutti lavoriamo nella stessa direzione i risultati arrivano.